Matteo Zoppas è il nuovo presidente degli industriali veneti, una nomina che era nell'aria come nell'aria erano anche le riserve sulla sua elezione, ma alla fine nella serata di ieri il comitato di designazione riunitosi a Mestre ha dato il suo placet. Zoppas, 43 anni, già presidente di Confindustria di Venezia e Rovigo, è da oggi il nuovo presidente degli industriali veneti, anche se la sua elezione non è stata indolore, permangono infatti dei dubbi, visto che nella votazione non passano certo inosservate le due astensioni delle territoriali di Treviso e Padova. Astensioni che hanno radici lontane, ovvero ancora nella nascita della sua candidatura a presidente di Confindustria Venezia, considerata allora come ultimo atto dell'alleanza Verona-Vicenza-Venezia, che ha peraltro sostenuto le elezioni di Vincenzo Boccia, leader di Confindustria Nazionale, fatto che provocò la spaccatura a nord-est tuttora irrisolta. Astensione, ha spiegato la presidente degli industriali di Treviso Piovesana, che vuole essere un atto di fiducia nei confronti di Zoppas. Il passo successivo sarà però ritrovarsi per condividere gli obiettivi principali, dettando una tabella di marcia. Dal canto suo il presidente degli industriali di Padova, Finco, avrebbe invece lamentato la mancanza di un confronto su candidatura e programma. Giudizio sospeso il suo, pronto allo scontro se non si vedranno novità concrete. Poche le parole spese dallo stesso Zoppas dopo la sua nomina, se non che prima serve una condivisione del programma, anche se subito puntualizza che uno dei suoi obiettivi principali sarà quello di ricompattare la squadra. Le parole d'ordine, dice ancora, dovranno essere sviluppo economico e coesione sociale, un territorio, quello veneto, che per il paese può essere forza trainante sia in tema di sviluppo sia di coesione, ma per essere tale è necessario, spiega, presentarsi uniti per far pesare la propria forza e recuperare il ruolo guida. In questo modo sarà possibile indirizzare le istituzioni verso scelte concrete di politica industriale, in grado di riportare lo sviluppo delle imprese al centro dell'agenda del paese.